Qui per lodare il nostro Dio. Tu che sei a casa, che privilegio anche di sapere che c'è questa possibilità di avere questo culto tramite internet, è un privilegio. Così che noi possiamo vivere questo culto qui in presenza. Tu che sei a casa possa sapere che non è soltanto un evento, ma è un culto. E tante volte noi pensiamo che stare davanti ao computer, um telefonino, alla TV, sembra um evento, mas não. Nós temos aquele momento ali insieme alla gente, ao popolo di Dio in adorazione e stiamo facendo un'offerta ao nostro Dio. Eu vorrei leggere um texto que nós conosciamo, e o senso dell'amore di Dio, que será o mensagem de hoje qua. E é interessante que quando Jesus está facendo o suo congedo, lui fa suo congedo con una preghiera. E è una preghiera che lui fa per noi. Ossia, 2000 anni prima qualcuno aveva pregato per noi. E è Gesù. E quanto è bello sapere che questa preghiera ancora c'è un eco. E questa preghiera c'è una presenza nella nostra vita. Giovanni capitolo 17. E Gesù sta dicendo così no versetto 20. Giovanni 17, 20. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me, per mezzo della loro parola. Versetto 21, che comincia a parlare di questo grande amore che deve avere tra di noi, in mezzo a noi. Che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me, e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Quando noi lavoriamo con le coppie, con le famiglie, tante volte ascoltiamo quella frase: pastore, ma io amo la mia moglie, io amo mio marito, ma io voglio lasciarlo. Io non riesco a capire questo. Io amo, ma voglio lasciare. Io amo, ma voglio abbandonare. Tante volte le persone della Chiesa dicono: no, ma io amo le persone della Chiesa, ma non mi sento bene e voglio abbandonare. Incoerente. E la preghiera di Gesù dice che dobbiamo essere uno perché è basato su questo amore. E questo amore è la mia morte, è la nostra morte, dove io sono pronto a essere offerto qua come un sacrificio a mantenere una unità. E quando nós manteniamo questa unità, nós stiamo dimostrando al mondo, facendo vedere alla gente che noi siamo un solo corpo. E è questa la bella, la perfetta testimonianza di una unità di un corpo. E è la risposta alla preghiera di Gesù: che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me, io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu hai mandato. Versetto 22, io ho dato loro la gloria che tu hai data a me. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. 23. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato a me. Novamente parla di questa unità, di questo corpo, di questa unità di un popolo, di una gente. E é quello che noi dobbiamo camminare e vivere, perché noi siamo Chiesa per un obiettivo, per portare la gloria del nostro Dio alla gente, in modo che il mondo cresca, conosca, che il mondo possa credere che è Gesù. Stiamo iniziando questo culto con questo senso di responsabilità, dove è il mio amore verso il mio fratello. Io amo Dio, ma ho difficoltà di amare mio fratello, non funziona. Eu amo Dio amando il mio fratello. L'unità di un corpo è quella la grande testimonianza che il mondo sta desiderando. Che noi come unità di un corpo possiamo vivere questa testimonianza pubblica di una fede e che il mondo creda che Gesù è venuto. Non sono le parole, c'è il nostro atteggiamento di vita che va oltre. E che possiamo vivere questo culto con questa dimensione di questo amore, perché l'amore di Dio è in mezzo a noi e questo amore dobbiamo vivere. Amore non è teoria, amore non è un sentimento.
L'amore è una vita, una dimostrazione pratica, è una decisione. E questa è la nostra responsabilità. Quando sono pronto a morire per me stesso, ho deciso di amare. Preghiamo? Chiudi i tuoi occhi. E siamo qua in un gruppo con le persone. E comincia a pensare nelle persone che sono intorno a te. Alla tua sinistra, alla tua destra, davanti, indietro. Tu hai deciso di amare? Nosso Padre, siamo qui. Adorare o tuo nome, glorificare o tuo nome. Siamo qui a offrirti un culto di lode e di adorazione a te. Siamo qui, ó Padre, a vivere questa esperienza con te. Siamo qui, ó Padre, perché vogliamo sentire la tua parola che possa trasformare la nostra vita. Non possiamo continuare gli stessi dopo un ascoltare, un sentire la tua parola che trasforma. La tua parola non è un modo di giudicare gli altri. La tua parola è un modo di usare per la nostra vita, per le nostre guarigioni. E vogliamo, Padre, questa mattina offrirti questo culto con il nostro cuore aperto, a scoprire in te dove tu desideri che io sia trasformato per amare di più quel che tu ci hai donato, mi hai donato. Grazie, oh Padre, per questa possibilità e questa ricchezza che tu ci insegni e che viviamo in te, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? Possiamo iniziare questo culto con cantico, con lode ao Signore e possiamo vivere questa esperienza unica con il nostro Dio. Amém, Chiesa? Tu já hai fatto un sguardo alla persona a tuo fianco, vicino a te, fa un sguardo, tu farai un sorriso, ma la persona non vedrà il tuo sorriso, perché la mascherina deve essere presente, non dimenticare di mantenere la mascherina, e così fa un sguardo e possiamo fare un saluto e dire, adoriamo il Signore insieme? Amém? Amém? Ok, adoriamo. Ringraziamo Signore per il tuo nome, perché tu sei un Dio grande. L'invito è entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebrate e benedite il Signore. Benedite il suo nome, perché Lui è buono. Amen? Amen. Amen. Gloria a Dio. Cantiamo? Lodino gli angeli, lodi i cieli, ogni creatura celesti lassù. Tutto lodi
grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Oggi possiamo sognare, oggi possiamo gridare, ha riempito la nostra bocca di note. Le nazioni diranno, Chi è come il Signore, ci hanno dato una vita di gioia e danza. Cantiamo! Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Le nazioni sapranno che Cristo è il Signore, nel suo nome si trova la pace e la vita. Noi vogliamo cantare e con gioia gridare, ci dona una canzone di grazia e rifugio. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui. Andrò cantando con grande gioia e seminando insieme d'amore. Andrò cantando essa bellezza, grandezza eterna in Cristo Gesù. Andrò cantando con grande gioia e seminando insieme d'amore. Andrò cantando essa bellezza, grandezza eterna in Cristo Gesù. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Veramente noi possiamo rallegrarci nel Signore. Veramente noi possiamo rallegrarci nel Signore ogni giorno della nostra vita, sapete? Perché il Signore ci ha dato il diritto di diventare i Suoi figli. Amen? Siamo figli di Dio, siamo perdonati, siamo amati. Un altro motivo, non c'è condannazione per coloro che sono nel Signore. Amen? È questo che il Signore sta dicendo a me, a te. È quello che dice la sua parola. Vedete quale grande amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Soltanto i figli di Dio possono capire, provare questo amore. I figli di Dio sono stati perdonati per perdonare, sono stati amati per amare, sono stati trasformati per collaborare con la trasformazione nella vita delle persone. È così. Se io ho ricevuto, io sono in grado di dare tramite l'intervento dello Spirito Santo, perché siamo figli di Dio. È ovvio. E questa è una benedizione. Io penso che noi dobbiamo ricordarci ogni giorno. A volte noi perdiamo il senso della paternità e perdiamo anche la nostra identità in chi siamo in Cristo, però non dobbiamo dimenticarci chi siamo in Lui, salvati, perdonati, redenti. Amen? Amen? Ricordiamoci ogni giorno quello che il Signore ha fatto per noi, così possiamo fare anche per gli altri. Amen? Cantiamo.
Chi sono io perché il grande Dio mi accolga sì. Ero perso e mi salvo nel suo amore. E lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se così. Libertà ora ho perché mi rischiato. Li vedo gli schiavi, ma Gesù morì. Sì, per me morì, e lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se così. Sei scelto. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Sei amato, mi sostiene, credo a quello. Sei perdonato, che Dio dice di me. Sei lavato. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Che Dio dice di me. Che Dio dice di me. E lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se così. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi per vivere il suo amore, per vivere nel suo amore, per dimostrare il suo amore. Amen? Chi crede in questo? Signore, ogni giorno, Signore, noi vogliamo vivere quello che tu hai fatto per noi, il tuo grande amore, Signore. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Puoi cantare. Sono scelto,
benedire il tuo santo nome, Signore, perché tu sei un Padre d'amore, tu sei un Dio meraviglioso, ci riceve, Signore, ci accogli, Signore, e tramite, Signore, il tuo amore, Signore, tramite quello che tu hai conquistato nella croce per noi, Signore, la salvezza, il perdono, la vita eterna, Signore, noi possiamo vivere questo amore, Signore. Noi ti lodiamo per queste benedizioni, Signore. Ti chiediamo che noi possiamo, Signore, riuscire anche a trasmettere, Signore, questo amore, Signore, a vivere questo amore anche nella vita dell'altro, dentro della tua Chiesa, Signore. Chiediamo, Signore, per il tuo popolo, Signore, però in questo giorno noi vogliamo innalzare il tuo nome, vogliamo riconoscere chi tu sei per noi, Signore. Riceve la nostra lode, la nostra adorazione e grazie, Signore, infinitamente grazie per tutto ciò, Signore, che tu realizzi nelle nostre vite, nella vita della nostra Chiesa, Signore, nelle nostre case, Signore, ogni giorno, Signore. Nel tuo nome, Gesù, lodato sia il tuo nome, Signore. Sei l'agnello, santo sei, Signore. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Tu sei Dio, sei l'agnello.
un'ultima volta insieme tutti. Santo, 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 è Dio onnipotente, chi era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a Re, tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Lodato sia il tuo nome, Signore. Noi siamo già pronti, abbiamo provato per cantare nell'eternità, perché sarà così. Santo infinitamente. Amen. Lodato sia il nome del Signore. Potete sedervi. Buongiorno a tutti, è una gioia essere con voi questa mattina, porto i saluti della sede di Verona, preghiamo molto per tutte le nostre sedi e ringraziamo il Signore per quello che sta facendo. Penso che dopo questa lode, come è stata presentata, sicuramente con un cuore aperto al Signore, ce ne possiamo già andare a casa, vero? Perché tutto quello che il Signore doveva sentire sicuramente già l'ha sentito. E mi auguro che ognuno di noi questa mattina possa essere venuto qua con il desiderio di poter adorare il nostro Signore. Ricordatevi che Lui è ancora alla ricerca di veri adoratori che l'adorano in spirito e verità. E se il Signore ha ricevuto tutto quello che doveva ricevere, forse questo è il momento nel quale noi dobbiamo ricevere da parte del Signore cosa ci vuole dire questa mattina. E sapete, pensando al tema che oggi svilupperemo, persone che vivono il grande amore di Dio. Persone che vivono il grande amore di Dio. Quando ho ricevuto questo titolo, ho detto, ma vivere nel grande amore di Dio ti porta a vivere meglio o peggio? Ci saranno più gioie o più dolori? Ci saranno più sfide o più vittorie? Cercheremo di vedere un pochino insieme. Perché spesse volte noi siamo abituati a un mondo che cambia, vero? Quando noi parliamo per esempio di persone che si amano fino a un certo punto e poi dicono, è finito tutto. E sembra quasi che i punti di riferimento cambiano. E non è così. Veramente Treviso questa mattina mi ha sorpreso. Venendo da Mantova, questa mattina, logicamente io sono uno che è abituato ai punti di riferimento. Vengo all'assemblea di Treviso, uscendo dopo dal casello autostradale, vado a destra, vado tutto diritto fino al semaforo, poi giro a destra. Ma avete tolto il semaforo? Non c'è più il semaforo, avete messo una rotonda. Ecco, punto di riferimento cambiato. Sono arrivato al McDonald's e ho detto, sono andato un po' oltre, che è successo? E questo è quello che succede spesse volte quando i nostri punti di riferimento non sono solidi. Questo rischio con Dio non c'è, perché la Bibbia dice chiaramente che Lui è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E la parola di Dio neanche quella cambia, perché dice il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole non passeranno. Perciò noi possiamo essere sicuri che se noi siamo persone che vivono il grande amore di Dio, possiamo sicuramente avere una base solida che non cambia e che sarà sempre uguale. Però logicamente quando dice persone, chi sono le persone? Persone, sei te, sono io. Questa mattina fatti questa domanda, sto vivendo il grande amore di Dio? Perché se io sto vivendo il grande amore di Dio, sicuramente sto affrontando la vita in una certa prospettiva. Non dico che sono tutte rose e fiori, però sicuramente possiamo assaporare delle cose che altri non possono assaporare.
Persone che vivono. Questa parola vivere mi ha fatto un po' riflettere questa settimana. Perché che cosa significa vivere secondo il vocabolario? Essere in vita. Vuol dire che l'opposto è essere morto, giusto? Per alcune volte vediamo persone camminando per le strade che sembrano più morte che vive. E non soltanto sulle strade, le vediamo a volte anche nelle chiese. Cioè, persone che sono più morte che vive. Allora lì ti vengono certe domande. Il vocabolario continua a esprimersi riguardo al vivere, e vivere significa anche godere, sfruttare qualcosa per lo più in modo personale. Farlo in modo intelligente, con allusione a quanto può offrire la permanenza in un luogo. Sicuramente vivere è molto diverso dal sopravvivere, vero? C'è una grande differenza tra sopravvivere e vivere. Infatti, quando noi andiamo a studiare questa parola nell'originale, il significato è molto ricco, perché dice avere un'esistenza ricca di esperienze e avventure. Una vita è un insieme di esperienze che sono avventure. Non lo so quanti di voi vi piacciono le avventure. Le avventure, cioè, per quello esiste Disney, no? Disney World. Allora i bambini vogliono andare a Disney World. Mi ricordo i miei figli quando erano piccoli, andiamo a Disney World. E loro ci avevano in mente, no? Buttarsi di un camion ad un altro, salire sul castello, buttarsi per terra. Certo, avevano 3-4 anni, dopo che sono cresciuti hanno cambiato idea. Però che cosa è avventura? Che cosa è la ricchezza dell'avventura? Che non tutto è svelato, che non tutto si sa, che ogni passo che diamo può essere una grande scoperta. E logicamente se io vivo con Dio, le scoperte che io farò saranno sicuramente stupende e meravigliose. L'ho detto prima, non sarà tutto rose e fiori. A volte ci sono dolori, a volte ci sono spine, a volte ci sono affaticamenti. Però arrivano le promesse di Dio. E le promesse di Dio dice, or noi sappiamo che tutte le cose, mettiamo lì avventura, che tutte le avventure cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. La parola di Dio mi promette anche, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quante volte abbiamo paura nelle nostre avventure di rimanere da soli? Ma lui in Matteo 28, versetto 20, sottolinea, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Questa settimana parlavo con un fratello che lui firma i suoi email, Dio sia con te. E suona anche carino, giusto? Dio sia con te. E io le rispondo, Dio è con me, perché lui me l'ha promesso. Lui è con me tutti i giorni. Lui è con me quando io mi alzo, quando percorro tutta la giornata, quando vado a letto nuovamente, quando dormo. Lui è con me, perché Lui me l'ha promesso e mi ha promesso che non mi lascia e non mi abbandona. Questo mi permette di vivere la vita in una prospettiva molto più grande. Anzi, Lui mi dice che se io camminerò in mezzo al fuoco non mi brucerò e se camminerò in mezzo all'acqua non annegherò. Allora, praticamente, se stiamo entrando nell'ottica del vivere di Dio, siamo in una botta di ferro o no? Vi ricordate, nella parola di Dio ci viene detto spesso riguardo a una vita un po' particolare. Se voi vedete quello che dice Giovanni capitolo 10, versetto 10, dice il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo è lo stile di vita che Dio ha preparato per noi, una vita abbondante. Nell'originale quella parola significa nulla mancante, cioè la vita che noi possiamo vivere con Dio, una vita che non gli manca nulla. Occhio, capiscimi bene, perché bisogna capire cosa tu intendi per priorità.
Non significa che avrai il Ferrari o avrai la villa di 18 camere, non è detto, magari Dio te li dà pure, però nulla mancante per quanto riguarda la vita spirituale. Poter affrontare le avventure con Dio, poter sapere che se Lui è per noi, chi sarà contro di noi? Sapere che noi, in virtù della sua grande opera che ha fatto nei nostri confronti, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Perciò vivere e vivere in modo abbondante, cari miei, è una scelta. Perché Dio ha provveduto tutto l'occorrente. Ma non è detto che noi prendiamo tutto quello che Dio ha preparato per noi. Logicamente, quando noi vediamo quello che dice la parola di Dio, sicuramente troviamo grande sollievo. Però io ho cercato di capire un pochino quello che pensano quelli che magari della parola di Dio non fanno il loro punto di riferimento. E leggevo questo, sicuramente quando leggerò più di uno la conoscerà. Vivere, è passato tanto tempo, vivere, è un ricordo senza tempo, vivere, è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere. Chi è? Ramazzotti, no? Vivere e sorridere dei guai. Più di uno non è d'accordo. Così come non hai fatto mai e poi pensare che domani sarà sempre meglio, oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. Ti immagini arrivare a casa dopo una giornata di lavoro e tua moglie ti dice oggi voglio essere spenta? Dura, Magari i figli dicessero vogliamo essere spenti, spegniamo i figli. Cioè, vivere per molti non è altro che affronto le circostanze senza sapere come andrà. Non è così per chi conosce Dio. Perché Lui ci ha dato la sua parola. Il Salmo 119 dice molto chiaramente: la tua parola è una lampada al nostro piede, una luce sul nostro sentiero. Noi sappiamo non soltanto dove siamo messi, dove siamo, ma dove andiamo. Noi abbiamo una speranza e secondo prima Pietro dice che la speranza che noi abbiamo è una speranza che non si può contaminare, è immarcescibile. È una speranza che non è contaminata, che non è macchiata e che è riservata nei cieli per noi. Non ci sentiamo un pochino privilegiati di vivere questa vita in questa maniera? Perché questo è lo stile di vita che Dio ha preparato per noi, quello è lo stile di vita che è abbondante. Quando studiate ancora di più la parola abbondante nell'originale dà l'idea di una fontana. A Perugia noi abbiamo la Fontana Maggiore, cioè se voi andate a Perugia, andate al centro della città, troverete questa fontana che è meravigliosa. In un tempo provvedeva acqua più o meno a tutta la città. Però è meravigliosa vederla accesa, come quell'acqua, wow, va, rientra. Io alcune volte quando vado a Perugia mi fermo per 2 o 3 minuti e vedere quello che non si ferma mai, che è un continuo. Veramente mi fa tanto piacere. Lo stesso mi capita quando vedo la vita di certi figli di Dio, che è una vita abbondante, continuamente nelle mani del Signore. Quando uno vive la vita con l'amore di Dio, una delle cose che scappa dalla nostra vita è il pessimismo. Siete mai stati intorno a persone pessimiste? Adesso non le chiamiamo più pessimiste, le chiamiamo tossiche. Persone tossiche. Ovviamente non stiamo parlando di persone dipendenti, giusto? Stiamo parlando di persone che sono tossiche. No, tu sei felice e contento, stai arrivando al lavoro e ti trovi con un tossico. Come stai? Che c'hai da ridere tu? Come se la vita fosse bella. Tu perché non hai problemi. Ditemi chi non ha problemi. Se qualcuno non ce l'ha io li condivido i miei, ok? Cioè, ci sono problemi nella vita. A me piace molto la cultura giapponese. I giapponesi dicono che un problema non è un problema, ma un problema è un'opportunità perché venga risolto. Io l'ho spiritualizzato, un po' apocrifa la cosa, però quando noi ci troviamo con problemi è l'opportunità di vedere Dio all'opera.
È l'opportunità che Dio possa usare me per poter risolvere quel problema. Io non lo so se tu hai figli, però a me piaceva molto vedere i miei figli quando erano davanti a un'equazione matematica che non ci riuscivano assolutamente, che era molto più semplice, che la mamma lo risolveva perché la mamma ha studiato matematica, però la mamma, la buona mamma, diceva no, pensa, e dopo che ci ha pensato parte per l'equazione, arriva il risultato, e quando arriva il risultato, dopo quella grandissima fatica, c'è la grande soddisfazione di aver risolto. E quella è la vita che Dio vuole che tu e Dio viviamo, è la vita abbondante, non sarà nulla mancante. Ci saranno problemi? Sì, ci saranno problemi, ma saranno l'opportunità di vedere Dio all'opera. E ricordati che se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Perciò non lo so come sei venuto questa mattina, forse sei un po' depresso, un po' angosciato, preoccupato, disperato. Non è quello lo stile di vita che Dio ha preparato per te se sei un figlio di Dio. Quello è lo stile di vita che Satana vuole che tu, figlio di Dio, viva. Perché ricordati che il ministero di Satana è molto semplice. Una delle cose che lui fa, lui è bugiardo, ok? E quello che fa di solito a te e a me, figli di Dio, è mettere dubbi. Devo fare questa cosa. Ma andrà bene? Non lo so se ci riuscirò e forse non ce la farò. Chi è tuo padre? Chi è tuo Dio? Quella cosa la stai facendo per soddisfare te o per soddisfare Dio? Perché se ogni cosa che facciamo, come c'è la parola di Dio, ogni cosa che ti viene alla mano da fare, falla come per il Signore. Ricordati che Dio non ti ha lasciato e non ti ha abbandonato, Lui è lì con te e sei lì nella lotta. La lotta. Cioè noi abbiamo una lotta continua. E la Bibbia dice che non è contro sangue e carne, ma contro i principati della potestà dell'aria. A quanti di noi piace vincere? 1, 2. A quanti di voi piace perdere? Nessuno, eh? Che domanda stupida fa il pastore, vero? Questo è vivere. Nella vita si vive o si perde o si vince, ma è una scelta. È una scelta. Vivere è una scelta, sopravvivere è una scelta, vivere male è un'altra scelta. L'altra settimana predicavo a Verona e il tema era perché noi rendiamo complicate le cose semplici. Sapete, quando io sono diventato italiano è stato fortissimo, no? Ho fatto sicuramente il giuramento, mi ha dato la bandiera, la Costituzione, mi ha dato la mano il sindaco e poi il sindaco mi ha detto benvenuta alla nazione in cui le cose semplici le rendiamo complicate e le complicate ancora più complicate. Wow, è stato un benvenuto non indifferente quello che mi ha fatto. Però è vero, vero? Certo, se uno va in Brasile è ancora peggio, no? Assolutamente. Sto scherzando, che se andiamo in Argentina... Beh, mi sa che dovunque andiamo ultimamente ci troviamo in situazioni complicate, vero? Però rendere le cose complicate è una scelta anche personale. Io credo che le matematiche bibliche sono molto semplici, o no? Dio dice, da cosa conosceranno che siete i miei discepoli? Se avete amore gli uni per gli altri. Poi dice, vi do un nuovo comandamento, che vi amate come io ho amato voi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo? Più convinti. Dobbiamo? Amarci. Questo lo sapevamo già prima che io lo dicessi? Sì o no? Lo sappiamo. E perché è così difficile amare a certe persone? Cioè, amare il pastore Caio non è semplice. Vero, Astrid? La riconosceranno santa fra un po'? Non è, cioè, tutti quanti noi abbiamo punti forti, punti deboli. Tutti quanti noi abbiamo punti positivi, punti negativi. Io mi domando, chi di noi questa mattina qua può dire io sono perfetto, non ho difetti? Nessuno, vero?
Ma il motivo per cui Dio ci ha messo insieme non è perché noi ci critichiamo gli uni gli altri, non è perché ci condanniamo gli uni gli altri, ma è perché ci amiamo gli uni gli altri. E la Bibbia dice anche che l'amore coprirà moltitudine dei falli. C'è questa matematica, io mi domando perché è così difficile metterla in pratica quando Dio ha amato noi, quando eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Cioè se io sono stato perdonato, io l'ho fatta grossa davanti a Dio, e Dio mi ha perdonato e mi ama nonostante tutto, com'è che io non riesco ad amare il fratello? Qualche settimana fa ero in una riunione che veramente, questo lo dico e lo dirò più volte, ma è stato un impatto per me sentire questa frase. Ognuno di noi facciamo diversi mestieri, no? Questa persona disse: Dio mi ha chiamato e ha messo il suo mestiere e ha detto non mi ha chiamato a fare il giudice, perché il giudice ce n'è solo uno e quello è Dio. Vero? Questo lo sappiamo? Però quando noi controlliamo quello che viene dalla nostra bocca, che viene poi dal cuore, quante volte ci troviamo a condannare i fratelli? Ah, non è giusto, ha fatto così, non ha fatto così, non avrebbe dovuto fare così, ma ti sembra giusto? In quei momenti là stai investendo un ruolo che non ti compete, non mi compete. Certo, se un fratello è colto nel fallo, secondo quello che dice Galati, capitolo 5, versetto 1, dice schiacciatelo con spirito di mansuetudine. Secondo voi dice così? Dice, se voi cogliete un fratello nel fallo, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Wow, quanto è diversa la matematica del Signore, o no? La matematica del Signore dice: se qualcuno ti dà uno schiaffo, tu porgi l'altra guancia. Se qualcuno ti vuole prendere la tunica, dagli pure il mantello. Ricordiamoci che non si vince mai il male facendo il male. Biblicamente il male si vince facendo il bene. Ed è per quello che il Signore Gesù Cristo ha detto: pregate per i vostri amici. Ha detto così? Dice pregate per i vostri nemici, perché pregare per gli amici, per amare per gli amici, c'è quello che facciamo tutti, o no? È semplice. Per me è semplice pregare per Caio, amare Caio, è un mio amico. Però quando mi trovo con quelle persone che sono difficili da amare, come mai siamo difficili di amare? Forse la risposta ce la dà Ebrei capitolo 12 versetto 1, quando dice che noi dobbiamo deporre ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Cioè, noi siamo peccatori, vi ricordate di questo? Perché il giorno che abbiamo accettato Cristo come personale salvatore, non abbiamo smesso di essere peccatori, ok? Siamo dei peccatori salvati, in cui ancora il vecchio uomo vive in me e vuole controllare la mia vita. Perciò io che cosa devo fare? Devo nutrire la mia vita della parola di Dio, affinché io possa resistere il diavolo fuggirà da me. E la Bibbia mi dice chiaramente: non date spazio al diavolo, perché se io do spazio al diavolo, per esempio se io do spazio al diavolo nel mio cuore pensando male di un fratello, qual è il prossimo passo? Amarezza nel cuore. Penso, poi amarezza nel cuore, poi dell'abbondanza del cuore parla la bocca e comincio a condannare. È interessante che noi in quel momento chiudiamo la Bibbia, non leggiamo Matteo capitolo 18, perché la Bibbia dice che se io ho problema con un fratello, da chi devo andare? Da tutti gli altri? Devo andare dal fratello. Io non lo so, anche quella matematica molti non la leggono molto bene o cancellano Matteo 18, vanno a tutti quanti tranne che al diretto interessato. E quello come si chiama? Mormorio, maledicenza, provoca divisioni, e io non trovo quello tra il frutto dello Spirito Santo. Perché? Perché tutto inizia dove? Amatevi gli uni gli altri. Voglio vivere,
nell'amore di Dio. Forse lo devo esprimere meglio questo significato. Noi sappiamo che amore è il nome della nostra Chiesa, giusto? Agape. E che cosa è agape? Dare senza aspettarsi niente. Non so se avete letto in Facebook, è uscita una diapositiva in quest'ultimo mese che diceva non ci sto. Questo dell'agape di amare senza aspettare niente, non ci sto. Non so chi l'ha scritto. Ma il nostro Dio ha amato noi quando noi eravamo morti nei nostri falli e peccati. Il nostro Dio guardò la nostra condizione dal cielo come peccatori e mandò a suo figlio a essere sacrificato al posto nostro. Il nostro Dio si separò di suo figlio quando caricò su di sé il peccato di tutti quanti noi. E l'ha fatto per amore di te e di me. Il minimo che io posso fare è amare come sono stato amato. Pensate che è stato facile amare i discepoli del Signore Gesù Cristo? Gli ordinavano una cosa e ne facevano un'altra. Insegnavano una cosa e non capivano. Più delle volte dubitavano di Lui. E Lui ha continuato ad amarli. Addirittura uno l'ha venduto, un altro l'ha rinnegato, altri vigliacchi lo guardavano da lontano, soltanto uno gli è rimasto accanto. I discepoli lo chiamavano il discepolo che Gesù amava. Forse che lì accanto alla croce ha dimostrato tutt'altro, vero? Era il discepolo che amava Gesù, perché gli altri quanto l'amavano. E questa mattina io vorrei che io e te ci possiamo fare questa domanda: quanto amo Dio? Perché se io voglio usufruire dell'amore di Dio, che l'amore di Dio è meraviglioso, c'è una canzone in spagnolo che dice l'amore di Dio è meraviglioso, è più alto di quanto io posso salire, è più basso di quanto io posso andare sotto, è più largo che io posso andare fuori di Lui, cioè l'amore di Dio è meraviglioso, è una canzone per i bambini. Questo è l'amore di Dio, quell'amore che dà tutto e non si aspetta niente. Ma quell'amore Lui l'ha versato nel mio cuore in cui io l'ho conosciuto come personale salvatore. Quell'amore io ce l'ho. Alcune volte quando sento di alcune chiese locali e sento frasi ridicole, passatemi il termine, in questa chiesa non c'è amore. In questa chiesa non c'è amore. Secondo prima Giovanni capitolo 4 versetto 8 dice che Dio è amore. E se io dico che in questa chiesa non c'è amore, cosa sto dicendo? Questa chiesa non c'è? No, Dio c'è e c'è anche il suo amore, l'ha versato tutto nei nostri cuori. E il problema è che noi abbiamo un rubinetto che più delle volte noi non lo apriamo. Oppure io lo apro per chi voglio, ok? Quella persona mi è simpatica, apro il rubinetto. Quella persona la pensa come me, apro il rubinetto. Quella persona non mi è simpatica, chiudo ben forte il rubinetto. Vi pensate se Cristo avesse amato in quella maniera, noi saremmo potuti essere salvati? Assolutamente no. Amore di Dio. A me piace molto giocare con le parole. Cercheremo di fare velocemente alcune caratteristiche dell'amore. Io quando penso all'amore di Dio, penso che l'amore di Dio è amichevole. Proverbi capitolo 17 dice l'amico ama in ogni tempo ed è nato per essere un fratello nella distretta. Poi la parola di Dio mi dice, questo versetto che ancora non l'ho memorizzato, però sempre mi perdo qualche parola in italiano. E dice Giovanni capitolo 15 versetto 13: nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Il Signore Gesù è stato amico dei Suoi discepoli, nonostante che l'avevano rinnegato, venduto, lasciato, Lui ha dato la sua vita per loro. E l'ha fatto anche con noi.
Sapete, io nel passato avevo degli amici che oggi non sono più amici. Magari hanno fatto cose che io non ho perdonato o non ho accettato, oppure io ho fatto cose che loro non hanno accettato e non hanno perdonato. E non siamo più amici. Allora io mi domando, eravamo amici sì o no? Secondo Proverbi 17:17, no, perché dice che l'amico ama in ogni tempo, quando faccio bene e quando faccio male. Quello è il vero amico. Quello è quello che Dio ha verso di noi, se abbiamo conosciuto il suo amore. L'amore di Dio è amichevole, ma non soltanto è amichevole, l'amore di Dio è misericordioso. Misericordioso. Qualche settimana fa, quando ero qua, abbiamo studiato questa parola, vero? E misericordia è quando Dio non mi dà ciò che mi merito. Perché se io ho fatto male, io mi merito che Dio mi punisca. E quante volte, anche con il popolo di Israele, Dio ha usato misericordia. Misericordia. E quando studiamo più in profondità quella parola nell'originale, significa essere fedeli al Berit. E vi ricordate cosa era il Berit? Era il patto matrimoniale tra uomo e donna. C'è quel patto che non deve essere infranto per nessun motivo, che la fedeltà non manchi mai. E quello che Dio è nel confronto di noi è misericordioso. Noi siamo stati perdonati, ci ha dato la vita eterna, abbiamo relazione con Lui. Perché a volte non siamo misericordiosi con le persone che siamo intorno a noi? E diventiamo giudici e condanniamo? Forse perché non stiamo utilizzando bene la parola agape, perché l'amore di Dio è amichevole, l'amore di Dio è misericordioso. Ma sai, l'amore di Dio è anche ospitale. Mi piace molto questa parola, ospitale. Il libro degli Ebrei parla molto di saper ospitare. Questo è un privilegio che molti credenti perdono, no? Perché uno pensa che ospitare, devo pulire casa sopra, tutto, vieni a pranzo, allora devo far vedere. Quello non è ospitare, quello è sacrificarsi e basta. L'idea di ospitare è ricevere qualcuno a casa tua e condividere con quella persona l'amore di Dio. Quell'amore che è amichevole, quell'amore che è misericordioso, quell'amore che aggiunge a ciò che manca, quell'amore che insegna, che è un esempio. Cioè, quando tu ospiti qualcuno, ricordati che quello che devi dimostrare o che devi far vedere è Cristo in te. Che tu abbia un grande mobile o che non ci sia polvere in casa tua, non cambia niente se tu non presenti Cristo Gesù. E quante volte ci troviamo in quel grandissimo errore? Ma l'amore di Dio è ospitale. Pensate che i beduini, no? Erano talmente abituati, no? Ad essere ospitati nel deserto, perché nel deserto dove vai? Vai a una tenda da un beduino, giusto? E se tu ti sei perso, più delle volte succede tuttora oggi, che cosa si fa? Si va, non si bussa perché sulla tenda del beduino non si può bussare, no? Applaudi, il beduino ti dà il benvenuto, ti fa entrare a casa sua e al 7° giorno ti domanda: quanto tempo intendi rimanere? Ti immagini che qualcuno viene a casa tua e si ferma, come si dice in italiano? L'ospite è come il pesce. Dopo 3 giorni puzza. Noi a volte non sopportiamo neanche un paio d'ore, no? Perché non se ne va? Ma quanto è bello quando tu stai con delle persone, passano delle ore e non te ne accorgi che sono passate delle ore. Perché hai gioito la comunione in Cristo Gesù. Perché si parla, non si sparla, si parla di quello che l'amore di Dio fa in noi e attraverso di noi e come si cerca la gloria di Dio. L'amore di Dio è amichevole, l'amore di Dio è misericordioso, l'amore di Dio è ospitale.
Ma l'amore di Dio, a me piace molto pensare che l'amore di Dio a volte mi umilia, perché l'amore di Dio rispetta. Voi pensate quanto è rispettoso Dio, che nella parola di Dio in seconda Pietro capitolo 3 versetto 9, lui dice: il Signore non ritarda il suo adempimento della sua promessa come alcuni credono che Egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Lo sai, tu hai una volontà e Dio non ti obbligherà mai a fare niente. Dio rispetta la tua volontà. Lui ha provveduto tutto l'occorrente perché tu possa essere salvato, ma Lui non ti obbligherà a prendere la sua salvezza. Ti rispetterà e se tu la vuoi prendere, tu la prenderai. Dio non ti obbliga nemmeno a vivere una vita di santità, ma Lui ti propone di vivere una vita di santità che ti porta alla gioia spirituale. Lui non ti obbliga a vivere una vita consacrata a Dio, ma Lui vuole che volontariamente io e te possiamo vivere la nostra vita separata da questo mondo e dedicata a Dio. Perché? Perché l'amore è rispetto. E sapete, alcune volte, e non voglio condannare nessuno, non mi prendete male, ok? Perché il servizio che io faccio è per grazia di Dio. Io faccio il pastore solo per grazia di Dio. Però sai quante volte mi capita che mi manchino il rispetto? E che le persone mi trattino male? E logicamente io lo metto fra parentesi e per la causa di Cristo. Però quando manca il rispetto è perché l'amore non si sta esercitando. Perché l'amore è amichevole, l'amore è misericordioso, l'amore è ospitale, l'amore rispetta e soprattutto l'amore è un esempio. Perché l'esempio l'abbiamo visto in Cristo Gesù. Perché a Lui le hanno fatto di tutto ingiustamente, no? Perché noi viviamo nell'ingiustizia. Ah, pastore, non è giusto. Allora, come non è giusto, io posso comportarmi in modo ingiusto. L'abbiamo detto prima, no? Non si vince mai il male facendo il male. Guardiamo per un attimo l'esempio di Cristo Gesù. Tanti anni fa sono arrivato in America una volta e come sono entrato in questa chiesa c'era un bambino che è venuto e mi ha messo un bracciale. No? E mi ha detto: pastore, questo è il mio regalo per te. Ah, ok. E diceva W, I lunga, D. Io non sapevo cosa significava. E come l'ho guardato più volte, poi il bambino mi ha dato un po', mi ha detto: pastore, lei non sa cosa significa, vero? No. Come lei è pastore non sa quello che significa? Bambino, sai quante cose noi pastori noi non sappiamo? E lui mi ha detto: what would Jesus do? Cosa farebbe Cristo? E aggiungiamolo, al posto mio. E se c'è una cosa che Cristo sempre ha fatto, è amare tutti. Ogni malato che si è presentato davanti a Lui l'ha amato. Lui ha amato anche gli oppositori, i farisei, i sadducei. Lui ha amato i Suoi discepoli. Lui ha amato chi lo seguiva e chi lo rifiutava. Perché quello è Dio. Dio è amore. Come dobbiamo finire questa mattina? Io vorrei che per un attimo possiamo andare lì dove Gesù era sdraiato e una donna gli si presentò con un recipiente di profumo e lo versò su di lui. Un gesto d'amore, un profumo molto costoso. Il costo era quasi un anno di stipendio di un contadino.
In quel momento là, lei stava dimostrando tutto il suo amore verso Gesù. Lei si era preparato per adorare, perché a chi molto gli è perdonato, ricordatevi che molto ama. Però c'erano persone lì intorno che invece di rimanere davanti a quell'esempio dicendo gloria a Dio per una donna così che si è preparata per adorare e amare il Signore, l'hanno cominciato a criticare. Quello si poteva aver dato ai poveri. Vedete quel giudizio? Alcune volte quando arriviamo alla domenica, come ho detto all'inizio, Dio è alla ricerca di veri adoratori che adorano in spirito e verità. Io mi auguro che tu quando vieni qua, tu sempre possa avere il tuo sguardo verso Gesù, perché tu sì adorerai insieme ai fratelli, ma non ti mettere mai a criticare i fratelli. Sai, alcune volte nel nostro gergo evangelico noi mettiamo degli aggettivi, no? Tipo, Dennis è una persona che ama Dio. Caio, lui non ama Dio. Chi conosce se io amo o non amo? Biblicamente, secondo 1 Corinzi 2,11, lo so io e lo sa Dio. Mi domando, tu lo puoi sapere? Allora se tu non lo puoi sapere, non ti metti nel ruolo dove non sei chiamato. Piuttosto occupati tu di sapere quanto ami Dio. Amare Dio va al di là di cantare una canzone. Amare Dio va al di là di un servizio che possiamo fare in chiesa. Amare Dio va al di là di dare un'offerta. Amare Dio è uno stile di vita. Perché sapete, quando uno ama Dio deve fare 3 cose. La prima cosa, deve scegliere di amare Dio. Quando io ho scelto di amare mia moglie, ho scelto che sarebbe stata lei e per tutta la vita. Non ci sarebbe stata più nessun'altra. Perché uno fa una scelta di amore, una scelta di fedeltà. E lo sai, se tu non hai scelto di amare Dio, Satana, il mondo e la carne più di una volta ti porteranno ad essere infedele a Dio. Perciò, se io dico di amare Dio è perché io scelgo di amare Dio. E quando io scelgo di amare Dio, la seconda cosa che devo fare con Dio è dirglielo. Dio, io ti amo. Occhio però, Dio sa ogni cosa, E se io dico Dio, io ti amo, e dopo quello che io penso, quello che c'è nel mio cuore, o quello che io faccio è lontano dalla fedeltà a Dio, sono solo parole. Perciò, se io dico di amare Dio, io devo scegliere di amare Dio, io devo dirlo, ma la terza cosa molto importante, devo dimostrarlo. Come diceva il versetto, come riconosceranno che siete i miei discepoli? Se avete amore gli uni per gli altri. Io non posso dire di amare Dio, dice il libro di Prima Giovanni, e odiare mio fratello. Wow, pastore, che parola grossa questa, odiare, profondo senso di ripudio, secondo il vocabolario italiano. Lo sai, nel greco è un pochino più profondo, perché in quel contesto odiare significa amare di meno. Io non posso dire amo Dio con tutto il mio cuore
e non riesco ad amare il mio fratello. Perciò se io sono una persona che vive, non che sopravvive, ma che vive con l'amore di Dio, ha una vita abbondante. Una vita che è come una fontana, che non gli manca nulla, perché l'amore di Dio è amichevole. L'amore di Dio è misericordioso. L'amore di Dio è ospitale. L'amore di Dio rispetta e l'amore di Dio è il mio esempio perfetto. E io posso amare in quella maniera e vi posso garantire che se io amo in quella maniera, l'avventura della vita sarà piena di grandi emozioni. Perché non soltanto avrò tanti problemi, perché ricordatevi che dal momento che io decido di amare Dio, di dirlo a Dio e di dimostrarlo a Dio, Satana farà di tutto perché io non lo faccia. Ma che cosa farò io? Io glielo voglio dire a Dio. Alcune volte io dico lo stesso alle coppie. Quando è l'ultima volta che tu hai detto a tua moglie ti amo? Quello si dice all'inizio, pastore. Abbiamo 28 anni di matrimonio, lei già lo sa, non c'è bisogno che io glielo ripeto. Lo sai, penso che in quell'area Dio è come tua moglie. Dio vuole che tu glielo dica. Così come tua moglie vuole che non siano solo parole, ma che tu glielo dimostri. Perché un giorno tu hai scelto di stare con lei e per sempre. Dio si aspetta lo stesso da noi. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie per il tuo amore. Quell'amore che ha provveduto a noi attraverso il Vangelo di Cristo Gesù. Il perdono dei peccati e la vita eterna. E Signore, grazie per tutti coloro questa mattina che hanno questa certezza. Ma se tu questa mattina sei qua e quella certezza non ce l'hai, quell'amore di Dio vuole arrivare a te. E quell'amore di Dio può cancellare ognuno dei tuoi peccati, perché Lui è venuto dal cielo a occupare il tuo posto e il mio posto su quella croce. E non soltanto Lui ha versato il suo sangue, perché la Bibbia dice che senza versamento di sangue non c'è remissione di peccato. Non solo può risolvere il problema del peccato, ma ricordati che il terzo giorno Gesù risuscitò e attraverso la sua resurrezione Lui ti dice: io sono la resurrezione e la vita, e chiunque crede in me, anche se è morto, vivrà. Perciò se in questo momento tu vuoi conoscere l'amore di Dio nel silenzio del tuo cuore, io ti invito a pregare così. Parla con Dio come parleresti con chiunque e digli: Signore Gesù, riconosco che sono un peccatore e che i miei peccati mi allontanano da te eternamente. Ma grazie per il tuo amore. E io ti chiedo, Signore, che in questo momento, che con il sangue che tu hai versato sulla croce del Calvario, tu cancelli, Gesù, ognuno dei miei peccati. Io ti chiedo che in questo momento tu scriva il mio nome nel libro della vita dell'agnello e che tu faccia di me un figlio tuo. Grazie, Signore Gesù, perché non sei rimasto su quella tomba. Grazie perché non sei rimasto su quella croce. Ma grazie perché sei risuscitato. Io ti chiedo che in questo momento tu mi doni la vita eterna e faccia di me un figlio tuo. Questa è una cosa tra te e Dio. Se tu hai pregato così a Dio per la prima volta, se tu una sicurezza eterna non ce l'avevi, io voglio pregare per te in questo momento. Se tu hai pregato così, dovunque tu sei, è una cosa tra te e Dio, nessuno sta guardando.
Io voglio pregare per te. C'è qualcuno così questa mattina, velocemente? Alza e abbassa la tua mano se c'è qualcuno. Amen, 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 amen. Signore, tu conosci questi cuori. Io ti chiedo che tu dia a loro, Signore, la certezza della vita eterna. Ma ti voglio chiedere anche per coloro che già la certezza ce l'abbiamo, Signore. E che a volte, Signore, siamo persone che non viviamo la vita cristiana, ma la sopravviviamo. Perché non scegliamo di amarti, perché non scegliamo di dirtelo, perché non scegliamo di dimostrartelo. Che questo, Signore, non sia una predicazione in più. Che possiamo uscire da questo posto, Signore. Signore, io scelgo di amarti questa settimana. Io, Signore, te lo dirò tutti i giorni questa settimana e te lo dimostrerò amando i miei fratelli. Questo te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amém? È prezioso sentire quello che Dio fa in mezzo a noi, prezioso sentire questa parola, prezioso questa adorazione al nostro Dio. Sei contento? Alleluia, amém. Cantiamo, momento di offerta, è la nostra responsabilità. Come già abbiamo parlato, la Chiesa sta passando un momento un po' delicato, ma grazie a Dio il Pastore Mario já mi ha dato una bellissima risposta oggi, delle grandi cose, ma ancora la strada è lunga. E ci sono le cose che ancora dobbiamo affrontare. E possiamo mantenere la nostra responsabilità in questa meravigliosa opera do Signore. Carissimi, possiamo stare in piedi? Cantiamo, grande cosa ha fatto il Signore. Possiamo contribuire con gioia. E se tu vuoi venire qua ballando, danzando con gioia, offrire questo momento delle offerte al Signore, possa fare, perché questo è un momento di grande gioia per tutti noi. Offriamo, è un momento di grande privilégio per i cristiani che possano riconoscere io posso donare una parte di tutto quello che Dio mi dà. E tante cose Dio ha donato. Cantiamo, adoriamo e facciamo questo momento di raccolta e di offerta. 3, 2, 1 e via! Arrivando la notte, voglia di lode.
con grande gioia e seminando un seme d'amor, andrò cantando nella bellezza, grandezza eterna in Cristo Gesù, andrò piantando con grande gioia e seminando un seme d'amor, andrò cantando nella bellezza, grandezza eterna in Cristo Gesù. Grandi cose ha fatto il Signor, grandi cose ha fatto il Signor, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Grandi cose ha fatto il Signor, grandi cose ha fatto il Signor, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Amém. Potete accomodarvi, staremo pregando adesso, ma oggi c'è una festa, perché c'è una coppia che mi ha scritto: Pastore Caio, oggi 34 anni di matrimonio, non sono solo 28, Pastore Mario, 34. Io non so come Sandra sopporta Marcos per questo periodo, tanto tempo. Venite qua davanti, preghiamo per questa coppia qua, per loro due, Marco, Sandra. La grazia del Signore, una grande conquista, una vittoria. Sì. È bello. Io ho saputo che i ristoranti sono aperti, così tutta la chiesa è invitata a mangiare oggi. Ah, ok. Ok, va bene, preghiamo per loro. E è prezioso vedere una coppia quando arriva 34 anni. Una bella storia. Abbiamo fatto una scelta. Sì. Per sempre. Amém, amém. Nosso Padre, prezioso sentire questa testimonianza, vedere coi propri occhi. Grazie ao Padre, o quanto è prezioso sentire che il tuo amore è in mezzo a loro. E quando loro hanno detto: abbiamo fatto una scelta, hanno deciso di morire se stessi per amare uno all'altro e mantenere un matrimonio. 34 anni, oh Padre, è una lunga, meravigliosa storia. Continua a benedire, oh Padre. Continua, oh Padre, a manifestare la tua grazia, il tuo grande amore verso di loro. I figli, i nipotini che stanno percependo, oh Padre, posso vedere il significato di vivere e camminare in una strada tua dove c'è una famiglia solida. E che loro possano percepire, oh Padre, il significato di un matrimonio nelle tue mani. Benedici loro, Padre, e grazie. E che possiamo vedere questa storia sempre più ricca in te, nel nome di Gesù. Grazie per la vita di Marcos, la vita di Sandra. Amen, Signore. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. Ok. Amen. Ok. Mi sembra che loro adesso andranno a una nuova casa che è grande per ospitare tutta la chiesa. Ottimo. Ok, carissimi, sono gli avvisi veloci qua. Letizia, vediamo quali sono i primi. Non dimenticare il nostro incontro di preghiera domani, martedì. Sono questi incontri ufficiali della nostra comunità, della nostra chiesa, ok? E qualche informazione. Piccoli gruppi, anche questi sono i nostri piccoli gruppi ufficiali. Potete andare avanti. Ok? E gli altri, come avete percepito, sono tanti. Se tu non stai partecipando di qualcuno, di un piccolo gruppo oppure di incontro di preghiera, potete parlare con i leader, con i pastori e che tu possa essere partecipe di questa storia che noi stiamo facendo qua e scrivendo questa storia, ok? Dopo, tra mezz'oretta, iniziamo un'assemblea straordinaria, penso che sarà veloce, per la scelta dei nostri nuovi due cassieri. Comincerà verso le 12:30, penso che sarà un'assemblea veloce, 15 minuti massimo. E penso che questi sono gli avvisi. A tutti quelli che sono con noi oggi la prima e seconda volta, grazie della tua presenza, che Dio ti benedica e che sia sempre fortificato in questo grande amore di Dio e che tu possa sentirti amato da noi. Grazie alla tua presenza e ci vediamo, ok? Una buona domenica a tutti voi. Non dimenticare, io chiedo per favore Chiesa, l'uscite per questa porta, non uscire per l'altra porta, per favore, ok?
potete andare a prendere i bambini, ma uscire di qua. Sono il regolamento che noi dobbiamo, ok, ubbidire. E questo fa parte, ok? Così se dovete prendere i bambini, prendete, ma uscite di qua. Noi non stiamo qua per litigare con il regolamento, se funziona, se è così, se non è così, ma dobbiamo adempiere e obbedire. Perciò l'uscita è da questa parte. Pastore Mario sarà di là a salutarvi tutti voi. E un grande abbraccio, una buona domenica. E membri della Chiesa potete restare qua per questa assemblea, ok? Un abbraccio. Ciao. Quelli che sei a casa, ciao. Un abbraccio.